Buonasera, benvenuti. Questa, come ben sapete, è la quarta e ultima lezione di questo corso che anche quest'anno l'Associazione Amici dei Musei e Monumenti Veneziani, unitamente all'Ateneo Veneto, ha organizzato, ripetendo questa abitudine annuale ormai di organizzare un corso di storia dell'arte. Quest'anno come sempre, anzi veramente anche l'anno scorso lo sono state, le nostre collaboratrici sono la professoressa Frank e la professoressa Agazzi, che ci hanno suggerito invece un intervento a mezzo della professoressa Valentina Sapienza, che gestisce e dirige il Centro Studi Rive del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dell'Università di Ca' Foscari. Infatti è la professoressa Valentina Sapienza che ha scelto i relatori. Lei ha fatto la prima lezione, ma poi ho scelto tra i suoi numerosi allievi i relatori delle successive lezioni. Il tema che è stato prescelto è quello della committenza artistica delle corporazioni veneziane e abbiamo visto come l'esame di questi studiosi si sia concentrato non tanto sulle scuole, quelle che un po' tutti conosciamo, sulle scuole grandi, la scuola di San Rocco, la scuola dei Carmini, la scuola di San Marco, ma su quello che ha inciso nella nostra città la presenza di 1000 altre piccole scuole che hanno valorizzato arti e mestieri minori, quelle che non hanno costruito grandi palazzi, ma che hanno il loro centro, diciamo, culturale concretizzato in un altare, in un sepolcro, e la cui importanza però è notevole. Loro stanno studiando e approfondendo, dopo emergerà chiaramente, 1000 aspetti che riguardano particolarmente queste piccole scuole e anche per capire e riuscire a individuare quali sono state, non so, le logiche che hanno portato a scegliere certi luoghi per la singola scuola, cioè la scuola dei Luganegher era perché vicino in quella zona c'erano tanti Luganegher, oppure le motivazioni sono state altre. Queste altre cose ci verranno illustrate e in particolare questa sera ci saranno dei casi di studio particolari riferiti ai corrieri, alla compagnia dei corrieri e all'arte dei sabioneri. Però meglio di me potranno illustrarvi il percorso utilizzato e scelto la professoressa Agazzi e poi la professoressa Frank. Io colgo solo l'occasione per ringraziarvi a nome dell'Associazione Amici dei Musei e Monumenti Veneziani, di cui sono presidente e peraltro rinnovata proprio oggi, per cui per altri 3 anni mi toccherà sopportarmi. Grazie. Intanto congratulazioni alla Presidente. Grazie. Io solo 2 parole per questa ultima lezione del corso di Storia dell'Arte, per dire che siamo molto contente, io e la collega Frank, di aver potuto intercettare questo lavoro che la collega Valentina Sapienza sta facendo nell'ambito del Centro Rive. Ci ha portato le sue conoscenze e le esperienze, le conoscenze di giovani studiosi che avete avuto modo di conoscere e avrete modo di conoscere, e quindi insomma noi siamo molto contenti di aver potuto fare questa operazione di intercettazione di nuovi studi e anche di giovani menti impegnate su nuove ricerche, che vi presenterà però oggi Martina Frank, e grazie per la vostra presenza. Sì, grazie. Innanzitutto sì, mi associo ai complimenti per la nuova nomina, non so. Grazie.
E quindi molto brevemente, per non rubare altro tempo, con il piccolo ritardo che abbiamo già accumulato, vi presento i relatori di oggi, che sono entrambi membri del Centro Rive, che si sono entrambi laureati in magistrale a Ca' Foscari, ma Amos Metifogo ha fatto la triennale a Verona e poi si è felicemente spostato a Venezia, e ci presenteranno oggi due nuove corporazioni di mestiere, appunto la Compagnia dei Corrieri e quella dei Sabbioneri. Sono anche mestieri molto interessanti e particolari. E quindi due note solo biografiche. Il primo relatore Amos Metifogo, quindi come dicevo si è laureato a Venezia, fa attualmente la scuola di specializzazione a Udine, è al secondo anno e ho anche il piacere di averlo come collaboratore in un altro progetto tutto diverso che riguarda Murano e la cultura della villa a Murano. Invece il secondo relatore, Riccardo Tonin, ha attualmente un assegno, credo ancora, a Padova per un progetto molto interessante che si occupa del riuso di edifici di culto non più destinati al culto. Inoltre collabora a un grande progetto di ricerca con il collega Gian Mario Guidarelli che si chiama Cenobium e che è dedicato alla cultura architettonica dell'ordine benedettino, in particolare della congregazione di Santa Giustina o Cassinese, e inoltre lavora a un progetto di ricerca alla Fondazione Querini Stampaglia nella ricerca storica sulla collezione e le committenze artistiche della famiglia. Quindi lascerei immediatamente la parola ai due relatori che ringraziamo per il loro impegno. Mi sentite? Ok. Grazie alle organizzatrici, grazie all'Ateneo Veneto, agli amici dei musei. Prima di iniziare volevo dire che per me è un piacere e un onore essere qua dopo essere stato tante volte dall'altra parte, quindi spero che insomma possa interessarvi quello che ho da raccontarvi. Allora, iniziamo con la Compagnia dei Corrieri. A differenza delle altre corporazioni, che non a caso chiamiamo arti, la Compagnia dei Corrieri non comprende dentro di sé artigiani o un mestiere legato alla produzione, al saper fare. I corrieri, o cursores, erano infatti i postini della Serenissima, i responsabili del servizio postale di Venezia. I documenti più antichi sui corrieri risalgono al XIV secolo. Leggiamo per esempio che la disciplina del mestiere è sottoposta ai provveditori di comune e infatti abbiamo imparato le altre volte come le magistrature regolino le diverse arti. Ma in questo momento storico i corrieri non sono ancora uniti in forma corporativa, sono piuttosto dei liberi professionisti che lavorano in maniera indipendente. Nel Trecento, che è importante, nasce anche il termine posta, che deriva dalle stazioni di posta, stazio posita, dove i corrieri cambiavano i cavalli nel tragitto tra una città e l'altra. E visto che ragioniamo di immagini e con le immagini, il simbolo per eccellenza dei corrieri è il corno postale, ancora oggi appunto riconosciuto in tutto il mondo come emblema della posta. Il corno infatti veniva usato dal corriere per annunciare il suo arrivo o la sua partenza da una stazione di posta a un'altra, spostandosi a cavallo. Solamente nel 1489 a Venezia viene istituita la Compagnia dei Corrieri. L'atto di nascita della scuola è registrato nella Mariegola e abbiamo imparato le altre volte come, se noi consideriamo queste confraternite come delle repubbliche in miniatura, la Mariegola ne è la Costituzione. Volevo quindi leggervi proprio l'incipit della Mariegola.
se si legge in alto, scusate perché non va qua il puntatore, quindi dovrò... E abbiamo l'invocazione nel nome del sommo ed eterno Dio e della sua gloriosa Madre, Vergine, Madonna, Santa Maria, eccetera, eccetera. Leggiamo che Ser Francisco Buonamigo, al presente maestro dei corrieri, quindi il capo dei corrieri in quel momento, con li ditti corrieri, li quali sono a numero XLTA 40, che sono tutti quelli che si trova in Venezia, quindi in quel momento ci sono 40 corrieri, consultato tra loro de voler fare una scuola sotto il vocabolo de Madonna Santa Caterina. Quindi i corrieri scelgono Santa Caterina d'Alessandria, che vedete raffigurata, come loro protettrice. E nelle ultime righe leggiamo anche come hanno tutte le arti ed altre persone di questa città. Quindi anche noi corrieri vogliamo, come tutte le altre arti, fondare appunto questa scuola scegliendo Santa Caterina. Quindi scelgono Caterina come protettrice, qua vediamo anche un'altra rappresentazione. All'atto di nascita della confraternita il numero dei corrieri è fisso a 40, anche se poi cambierà. Il mestiere è ereditario, di padre in figlio. Dunque, le famiglie di questi primi 40 corrieri detengono il monopolio a conti fatti sul mestiere per tutti i secoli a venire. Ed è anche un modo quello di riunirsi in corporazione proprio per preservare questo diritto. Sono in gran parte famiglie di origine bergamasca, la più celebre la famiglia Tasso. Non è un caso che i corrieri scelgano la chiesa di San Giovanni Elemosinario come sede devozionale. Già prima della nascita della confraternita i corrieri erano attivi a Rialto per ragioni piuttosto ovvie. Se io sono un corriere e cerco qualcuno che deve spedire una lettera, sicuramente lo trovo a Rialto. Quindi due cenni anche sulla chiesa. San Giovanni Elemosinario, che vedete qua nella mappa di De Barbari, è una chiesa antichissima che ha una condizione particolare in quanto, riassumendo brevemente la sua complessa storia, essa è sottoposta al gius patronato dogale, di conseguenza il doge ha il diritto di patronato sulla chiesa. Semplificando ancora di più, diciamo che San Giovanni Elemosinario è allo stesso livello della Basilica di San Marco in materie amministrative. È una chiesa, dicevo, anche antichissima, ma soprattutto è andata distrutta da un incendio nel 1514, l'incendio che appunto devastò l'intera Rialto. Di conseguenza venne riedificata da Antonio Abbondi, detto Scarpagnino, che si occupò dell'intera risistemazione della zona di Rialto. Data la sua posizione strategica, la chiesa ospitava anche altre importanti arti legate ai mestieri di Rialto. Quindi entrando in un tour virtuale nella chiesa possiamo osservare sulla sinistra l'arte, lo spazio devozionale, l'altare dell'arte dei gallineri, venditori appunto di polli, uova, che nel contesto di Rive sono attualmente studiati da Livia Franchetti Pardo. Poi l'altare dell'arte dei telaroli, che sono stati studiati da Cleonisse, l'altare dell'arte dei cimadori, che sono in fase di studio dalla professoressa Sapienza, e infine i miei corrieri in questo altare, nella cappella absidale a destra dell'altare maggiore. Qui la compagnia svolgeva i suoi divini uffici, le messe ordinarie e le feste della corporazione, come la festa della loro protettrice, Santa Caterina d'Alessandria, che era ieri, 25 novembre, esatto. Lo spazio sacro presenta un ricco altare marmoreo, adornato da una pala d'altare, che vabbè, si vede, e una lunetta sopra, un'altra lunetta e una tela e due sculture sull'altare. Inoltre va notata ai piedi dell'altare la lastra tombale dove venivano sepolti i corrieri. Prima di analizzare però questi elementi, quindi fare capire bene queste opere, chi le ha fatte, dobbiamo soffermarci su una nozione, su una differenza importante che abbiamo conosciuto
anche le altre volte. La sede devozionale di un'arte, di una corporazione di mestiere, di una scuola piccola di devozione o di nazione, era lo spazio, l'altare, a volte condiviso, in cui la confraternita svolgeva le sue messe. Ma era necessario avere anche una sede laica, istituzionale, qualora fosse possibile, per svolgere le riunioni del capitolo, votare le decisioni, aggiornare la mariegola, eccetera, eccetera. Cosa sappiamo dei corrieri? Qual era la loro sede istituzionale? È utile sfogliare la mariegola dove ogni decisione è trascritta con data e luogo. Quindi ripercorrendo i documenti vediamo dove sono in quel momento i corrieri quando prendono quella decisione. E così in rassegna siamo 14 anni dopo la fondazione della compagnia, 1503 si legge in alto, senza che indico, forse qua, in San Juan de Rialto. 1503 appunto sono nella chiesa. Poco dopo MDVII 1507, 12 maggio, congregato lo capitolo nostro in casa del Pievan de San Juan, quindi si spostano nella casa del Pievano, quindi di pochino. Proseguendo con gli anni, 1514, quindi siamo dopo l'incendio, infatti il capitolo si riunisce, vedete, nella chiesa di Santa Ponalla, quindi si spostano di un pochino, per poi tornare qualche anno dopo, 1518, 22 febbraio, però noi sappiamo che a Venezia l'anno inizia il 1 marzo, quindi 1519, torna ad essere in Gesia de Messer San Juan de Rialto. Spero si legga. Dopo la fine dei lavori in chiesa, 1531, che succede? Noi abbiamo dei documenti frequenti in cui leggiamo frasi del tipo la nostra volta solita o nella nostra casa solita. Ecco qua, col termine volta intendiamo comunque in questo contesto un locale, come un solaio adibito a deposito o a soffitta. L'espressione sopra comunque al contesto della chiesa ci fa pensare all'occupazione di uno dei locali. Se avete presente la chiesa come è fatta da fuori, che ho mostrato prima, che è proprio incastonata, inglobata in questo tessuto edilizio, e si vede anche bene in una mappa di fine 600 come proprio oltre alla chiesa, leggiamo anche nella mappa, numerose volte botteghe e magazzini circondassero l'edificio. Di conseguenza anche l'espressione la volta sopra la chiesa ci fa pensare, leggendo anche un inventario conservato nella parrocchia di San Silvestro, sulla chiesa però di San Giovanni Elemosinario, appunto vediamo che c'è scritto proprio nella volta della chiesa e leggiamo di paramenti liturgici del Pievano destinati alle funzioni religiose, di conseguenza uno spazio sia a uso della chiesa ma condiviso anche in maniera appunto laica dalla compagnia dei corrieri. Quindi sarà interessante approfondire e capire meglio questo spazio, qual è, dove, come e quando. Tornando però all'altare, quindi alla sede devozionale, analizziamo insomma i diversi elementi, iniziando dalla pala d'altare, dipinta da Giovanni Antonio de Sacchis, detto Pordenone, pittore friulano. Questa tavola non raffigura una scena biblica né una sacra conversazione, quindi Madonna col bambino. Ci sono 3 santi, certo, Caterina che è la protettrice, fin qua nessun dubbio, però ci sono anche San Sebastiano e San Rocco, ben riconoscibili, dipinti tra l'altro in maniera anomala. Vale la pena osservare come, a differenza della tradizione, Sebastiano non è trafitto dalle frecce, mentre Rocco non espone il suo caratteristico bubbone sanguinante della peste. Ma soprattutto, perché i corrieri aggiungono questi 2 santi? Cioè, perché scelgono di venerare anche Sebastiano e Rocco? Se noi leggiamo i documenti, presto anche loro vengono aggiunti Santa Caterina, Messer San Rocco e San Sebastian. La risposta è semplice, che possiamo arrivarci per intuito, ma anche leggendo meglio le carte. Sebastiano e Rocco sono i santi taumaturghi per eccellenza, invocati contro la peste e contro le malattie contagiose, spesso raffigurati in coppia.
Ebbene, il mestiere del corriere era molto pericoloso, cioè uno va a Genova, uno a Roma, uno a Lione, eccetera, erano molto più, insomma, vulnerabili a queste epidemie e magari anche portarle a Venezia. E si capisce bene proprio dalle carte in cui noi leggiamo di queste peripezie. Di conseguenza, la venerazione aggiuntiva dei due santi è più che calzante con il mestiere del corriere. Ma tornando al dipinto, cosa ci dicono le fonti sulla pala di Pordenone? Bisogna scomodare l'immancabile Giorgio Vasari con le sue biografie dei pittori, in cui ci riporta un aneddoto che riassumo brevemente. Tiziano, il celebre Tiziano, aveva dipinto nell'altare maggiore della chiesa la pala con San Giovanni e le Mosiniere. Si dice, appunto, narra che mentre Tiziano era fuori Venezia si sceglie di affidare la nostra pala dei corrieri al suo rivale numero 1 Pordenone, facendo quindi infuriare Tiziano che, tornando a Venezia, scopre che il suo, appunto, nemico, diciamo, ha dipinto nella sua, fra virgolette, chiesa. E qua vi mostro bene il rapporto, si vede l'altare maggiore con Tiziano, i corrieri e anche, insomma, metaforicamente non la divisione, insomma, nella foto tra i due. Sarà vera questa storia? No, in realtà è appunto una leggenda un po' metropolitana alimentata da numerose fonti che normalmente insistono su questa rivalità mitologica tra Tiziano e Pordenone molto accentuata. Ma noi sappiamo, grazie agli studi di Claudia Terribile, che la pala di Tiziano è stata dipinta da Tiziano nel 1549, attorno a quegli anni. Ebbene, anche l'avesse dipinta sul letto di morte, Pordenone è morto nel 39, di conseguenza non può averla dipinta, insomma, dopo Tiziano. E allora perché noi, come ho scritto, la assegniamo agli anni 30? Non ci sono documenti che certificano la commissione, o almeno non sono ancora emersi, poi chissà. Non c'è una data scritta, c'è la firma che non vi ho mostrato, ma sotto la gamba c'è scritto Johann Ant Pord, quindi Pordenone. Semplicemente per ragioni stilistiche molti studiosi, anno più anno meno, confrontando la ricca produzione del pittore, hanno collocato il dipinto negli anni 30, prima metà. Ci sono altri elementi? Beh, c'è un dato di fatto: 1531 la chiesa è finita e viene affrescata da Pordenone, di conseguenza è un pittore che è attivo in quel cantiere e che può essere entrato in contatto con la compagnia. Sono emerse alcune voci di un catastrico di scritture che ci danno notizie di alcuni accordi. 1519 l'altare, mentre si sta ricostruendo la chiesa, viene assegnato ai corrieri. 1528 i corrieri iniziano a fabbricare la cappella, di conseguenza sicuramente dopo il 28 e prima del 39 che muore Pordenone, quindi i dati sono coerenti. Questo mito, questo aneddoto persiste. Vi cito Carlo Ridolfi, che è un po' il Vasari veneziano che racconta le vite dei pittori veneti, e ripete lo stesso aneddoto di Vasari, aggiungendo tra l'altro, che si legge bene, dicesi che mentre Pordenone stava lavorando, tenesse accanto a sé la spada per l'inimistà, per l'inimicizia contratta con Tiziano, per la gara che tra di loro passava, quindi addirittura, insomma, un rapporto conflittuale. Andando avanti, Zanetti nel Settecento ripete le stesse cose e aggiunge un dato curioso: la scarsezza di lume e la incomoda situazione impediscono il poter esaminare come vorrebbesi queste due opere, che di più hanno sofferti in parte i danni della lunga età. Quindi già nel 1771 sono poco visibili, sono rovinate. Quindi non possiamo lui non può farsi un giudizio su ma chi è più bravo, Tiziano o Pordenone, come dicevano gli altri, perché sono messe male. Nel 1815 Moschini appunto ci dice che la pala di Pordenone è qui mal collocata ed anche tagliata d'intorno. Possiamo ipotizzare si riferisca al fatto che, come si vede bene, la tavola è sagomata. Infatti, come vedremo, l'altare è successivo alla pala. Vi pose il suo nome, che ora resta coperto, sottolineato in rosso. Quindi Moschini non vede più la firma.
magari appunto ridipinture successive oppure uno stato conservativo precario. Qualche anno dopo il conte di Magnago in realtà la legge la firma, Johan Pord, non l'ho sottolineato, okay. E dice anche un enigma da sciogliere: vi è una piccola copia a basso rilievo in gesso. Sta di fatto che qualcosa è successo tra il 15 e il 23, se la firma torna leggibile. E infatti qualche mese fa abbiamo trovato nell'archivio parrocchiale di San Silvestro, che contiene le carte su San Giovanni Elemosinario, che vengono fatti dei lavori di restauro su tutti i dipinti della chiesa dopo appunto dopo la fine della Repubblica, su appunto tra cui anche la pala di Pordenone. Passiamo ora all'altro elemento pittorico che sovrasta l'altare, ovvero questa lunetta di Domenico Tintoretto, figlio del grande Jacopo Robusti, che rappresenta Caterina medicata dagli angeli, mentre l'imperatrice Faustina e Porfirio visitano la santa in carcere. Allora, cosa dire? In questa lunetta il pittore condensa due curiosi episodi della vita di Santa Caterina d'Alessandria, che vi racconto brevemente. Se noi leggiamo la Legenda Aurea, che è il compendio dei santi scritto da Jacopo da Varagine, possiamo leggere le vicende di Caterina. Magari le conoscete anche, però lo rinfresco. Caterina, questa ragazza, questa giovane vergine egiziana, vissuta sotto l'impero romano, si trova a dibattere con l'imperatore romano pagano, quindi infedele, e tenta di convincerlo alla vera fede in Cristo, grazie alle sue arti retoriche molto potenti, tali da convertire al cristianesimo tutti i filosofi più saggi e più sapienti della corte dell'imperatore. Però appunto l'imperatore si arrabbia ancora di più, la imprigiona, la tortura, addirittura con l'espediente delle ruote dentate, che poi diventano il simbolo di Caterina, la ruota dentata. E alla fine, dopo che per miracolo divino la ruota si rompe, la santa viene decapitata. Ma in questo momento la scena è: Caterina è in carcere, dopo numerose torture arrivano gli angeli che la curano. Nel frattempo l'imperatrice, la moglie dell'imperatore, curiosa di conoscere questa ragazza giovane e saggissima, va a trovarla in prigione, ma si vede l'imperatrice con Porfirio, che è il capo delle guardie, e l'imperatrice vede questa luce immensa, vede la santa, vede gli angeli e si converte. Quindi oltre al danno anche la beffa per l'imperatore. Tra l'altro questo soggetto curioso era stato dipinto già dalla bottega di Tintoretto verso la fine degli anni '80 per la chiesa di Santa Caterina. Si può notare come Domenico, a sinistra, abbia adattato la scena organizzando lo spazio e i personaggi alla forma semicircolare della tela. E non può sfuggire l'enigmatica presenza di un personaggio estraneo al racconto, probabilmente un ritratto, di fianco alle ancelle della sovrana, ritratto di un confratello della compagnia o di un protagonista ancora ignoto delle vicende legate alla commissione. Ma perché i corrieri scelgono questo episodio tra i tanti legati a Santa Caterina? Attraverso i documenti dei corrieri noi leggiamo quanto il loro mestiere fosse pericoloso, e già vi accennavo. Trasportare lettere importanti, denaro, carte, pacchi, espone il corriere a imboscate, torture, prigionie, talvolta la morte. E noi leggiamo proprio nelle carte corrieri appiccati, annegati, assassinati e crepati per la strada, quindi un mestiere molto pericoloso. Evocare quindi la loro santa, curata dalle sue afflizioni, ed evocare anche l'imperatrice, sua per certi versi carnefice, che si commuove e si converte, incarna bene sia lo spirito di compassione cristiana, sia la fortezza d'animo che il corriere deve possedere per affrontare i rischi del mestiere. Compassione e carità sono temi presenti anche nella lunetta successiva, in alto, con San Rocco che risana gli appestati, dipinto da Palma il Giovane, così come il martirio della santa sottostante. Mi scuserete per la foto di cattiva qualità, data appunto tra l'altro anche la
poca visibilità dei dipinti in loco è difficile proporre un'analisi accurata, ma ci proveremo. Iniziando dal San Rocco, il rimando iconografico più immediato è con la tela dall'omonimo soggetto dipinta da Jacopo Tintoretto qualche decennio prima per la chiesa di San Rocco, che tutti conosciamo, in basso a destra. Della nostra lunetta esiste un disegno preparatorio conservato a Windsor Castle in cui possiamo vedere bene i cambiamenti tra modello iniziale e opera finale, tra disegno e tela, in basso a sinistra. Sempre a Windsor Castle è conservato un disegno quadrettato con due figure di spalle, che è connesso appunto alla tela con il martirio. Che succede in questo episodio, quello finale? L'imperatore infine decide di far decapitare la santa dopo il disastroso esperimento con le ruote dentate. La santa, in procinto di andare incontro alla morte bella del buon cristiano, il martirio, riceve da un angelo la corona e la palma del martirio, attributo per eccellenza dei martiri. L'evidente presenza di personaggi contemporanei, e li vedete in dettaglio, i nostri corrieri sicuramente, ritratti uno di fianco all'altro, sottolinea la sensibilità devozionale post Concilio di Trento, volta a esaltare esempi di martirio e santità. Io vi ho messo anche questo disegno presente in Mariegola, dove c'è la santa che veglia su un corriere a cavallo che sta lavorando. Vediamo il corriere a cavallo con questo cappello strano che ci fa subito vedere questa figura a cavallo con questo cappello simile che sembra rimandare a un corriere a cavallo. Ovvio, c'è da vedere meglio da vicino, solo che non ho una scala, però si vede anche che guarda la santa negli occhi, c'è un contatto insomma di un certo tipo. Piccola nota a margine: per secoli la lunetta con San Rocco è stata attribuita a Leonardo Corona, pittore delle Sette Maniere, che conosciamo bene, abbiamo anche citato altre volte. L'equivoco è frutto della confusione di Boschini, che ne parla per primo, e perdura fino al Novecento. Del resto, Corona aveva dipinto altre tele per la chiesa di San Giovanni Elemosinario. In quegli anni, di fianco al nostro Palma, Corona aveva dipinto, per esempio, la caduta della manna per la scuola del Santissimo Sacramento. Ultimo punto d'analisi, e poi lascio, giuro, la parola: l'altare. Quello che vediamo oggi non è certamente l'altare cinquecentesco, in cui Pordenone aveva dipinto la pala. Sono emersi documenti che ci forniscono maggiori informazioni. Vedete, 26 novembre 1679, esattamente 346 anni fa oggi, il vecchio altare cinquecentesco era ridotto male e, cito, scusate, ma devo leggere. Avendo bisogno il nostro altare di Santa Caterina d'essere restaurato, anzi fabbricato di pietra, per la conservazione della palla e tanco dei molti fornimenti a servizio del medesimo, quindi l'altare è rotto, va restaurato, si raccolgono soldi e si dà facoltà, leggete voi, al Gastaldo e Banca, perché non riesco, al Gastaldo, che è il capo eletto ogni anno della scuola, e alla Banca, quindi l'organo direttivo della corporazione, di far fabbricare il nuovo altare. Quindi la corporazione, i corrieri delegano al Gastaldo e alla Banca il compito di fare il nuovo altare. Altare che sappiamo essere pronto esattamente un anno dopo, 26 ottobre 1680, quindi 345 anni fa oggi. A noi ci fa un po' sorridere questa coincidenza, ma non è un caso. Il 25 novembre, ieri, è la festa di Santa Caterina, protettrice dei corrieri, e il giorno della festa i corrieri rinnovano le cariche, eleggono il nuovo Gastaldo. Intanto parlo. Il nuovo scrivano, eccetera. Sembra evidente che il Gastaldo del 79, appena eletto, imposta come priorità del suo mandato il rinnovamento dell'altare, se già il primo giorno decide di farlo.
Di conseguenza è naturale pensare che la scadenza per questo nuovo altare fosse proprio il 25 novembre, quindi la festa della Santa, così da inaugurare l'altare con la messa per la Santa. E infatti il 26 novembre leggiamo che, si legge, sì, la nostra compagnia sin dal suo principio elesse dopo SBMV, Santa Beata Maria Vergine, sua particolare protettrice appresso la Divina Pietà, la gloriosa Santa Caterina Vergine Martire, quindi dopo Maria ovviamente Caterina è la nostra Santa, eccetera, eccetera. E nella chiesa ducale di San Giovanni Elemosinario di Rialto teniamo nella propria cappella, non leggo bene perché è piccolo, ma rileggo meglio qua, la propria cappella consacrato alla detta santa, quale altare incendiatosi con tutta la chiesa nell'incendio universale di Rialto 1514, fu rifabbricato nella cappella stessa dalla pietà dei nostri corrieri antecessori ed sempre dalla nostra compagnia mantenuto con la dovuta venerazione. Quindi ricordano l'evento, l'incendio di Rialto 1514 viene rifabbricato. Che succede poi? Sino al presente tempo nel quale noi abbiamo fatto riformare con pietre vive l'altare medesimo che prima era di legno dorato. Quindi sappiamo che dopo l'incendio di Rialto 1514 viene innalzato un altare di legno dorato che ospitava la pala di Pordenone. Solo adesso, 1679-80, viene costruito l'altare di pietra, di marmo. Cosa sappiamo? Anzi, c'è di più. Sappiamo con certezza ora che anche prima dell'incendio di Rialto l'altare e la cappella nella vecchia chiesa erano intitolati alla Santa Caterina e erano dei corrieri. Cioè è difficile visualizzare questo altare ligneo. Da certe descrizioni, cito Boschini, sappiamo che oltre alla pala di Pordenone c'erano due chiaroscuri, due monocromi con San Marco e San Pietro di Palma il Giovane. Adesso non ci sono più questi due dipinti, ma invece abbiamo le due statue, come si vede, insomma. Questo era tutto, grazie. Dunque, per la nostra storia dobbiamo tornare indietro di circa 5 secoli. Siamo a Venezia, è il 1 maggio 1515 e un gruppetto di sabioneri, un gruppetto di 16 sabioneri, si riunisce nella chiesa di San Giovanni in Bragora con una certa urgenza perché evidentemente deve discutere di una questione che non può più aspettare. Anzitutto, chi sono i protagonisti della nostra storia? I sabioneri si occupavano dell'estrazione, del trasporto e della vendita di sabbia a Venezia, un materiale che forse oggi non ci dice niente, ma che un tempo era piuttosto importante perché era usato per due funzioni principali. L'edilizia, quindi per costruire fabbriche ed edifici, per cui si utilizzava sabbion dolce, e la navigazione, in cui la ghiaia marina era utilizzata come zavorra per le navi. Ma la sabbia era venduta anche al dettaglio nelle calli di Venezia, perché le massaie e i vari artigiani del metallo la usavano per lucidare stoviglie, oggetti in ottone, rame e ferro. I sabbioneri si riuniscono in corporazione fin dal 1280, anno in cui i giustizieri vecchi approvano il capitolare dell'arte che vedete alle mie spalle. Gli statuti medievali non menzionano un esame di ammissione al termine di un periodo di apprendistato e i documenti non restituiscono chiaramente la struttura governativa di quest'arte. Tuttavia sembra che i confratelli si distinguessero tra proprietari di burchi e marineri, cioè tra chi possedeva una propria imbarcazione e chi si affidava invece ad altri perché non aveva, insomma, era privo di mezzi propri. Il mestiere del sabioner, infatti, non poteva prescindere dal burchio, che è l'imbarcazione da carico usata per il trasporto della sabbia.
era vietato cominciare un'attività se prima non si era fatto controllare il burchio dai giustizieri. Ogni burchio doveva poi essere mettuto a ponto ogni anno, cioè si indicava il limite di immersione della barca e di conseguenza si definiva la giusta capacità di carico. Si trattava quindi di imbarcazioni tarate al fine di garantire una buona navigazione, certo, ma anche evitare truffe ai danni dei compratori. Capitava infatti che alcuni sabbioneri furbetti mettessero dei pesi nella parte inferiore dell'imbarcazione per aumentarne il peso e quindi chiedere di più. Inoltre i sabbioneri avevano l'obbligo di pulire la sentina della barca almeno 2 volte al mese per non contaminare l'arena e la quantità utile di carico. Nel 1665 viene assegnato all'arte uno stazio, cioè un punto della fondamenta presso la Ca' di Dio, siamo sulla riva degli Schiavoni, un poco prima dell'Arsenale, in cui poter ormeggiare le proprie barche. In questa riva i sabbioneri erano obbligati a tenere almeno 4 burchi sempre pronti per rifornire di sabbia all'occorrenza navi, pozzi, fabbriche, eccetera. Altro aspetto interessante dell'arte è l'assoluto divieto imposto loro, almeno dal 1288, di estrarre sabbia presso il lido di San Nicolò e la punta di Sant'Antonio. L'estrazione doveva svolgersi obbligatoriamente al lido di Sant'Erasmo. Ancora, risale al 1462 una legge che vietava a qualsiasi patron di nave, a qualsiasi proprietario di nave, di gettare rifiuti o zavorre nel Canal Grande, descritto come, cito, la principal bellezza che abbia questa nostra città. Queste norme, insieme a molte altre, ve ne ho citate solo alcune, rivelano la sensibilità e la consapevolezza con cui la Serenissima operava per salvaguardare Venezia e il delicato equilibrio della sua laguna, fin da tempi non sospetti. La sede devozionale era nella chiesa di San Giovanni in Braura, San Giovanni Battista in Braura. Qui l'arte possedeva delle arche in cui seppellire i confratelli defunti, ma soprattutto una cappella, un'intera cappella, intitolata a Sant'Andrea, loro santo patrono. Si tratta della cappella alla destra dell'altar maggiore, che oggi è intitolata al Santissimo Sacramento, ma che un tempo era intitolata a Sant'Andrea. In questa stessa cappella, è proprio in questa cappella che i sabbioneri si ritrovano per discutere questioni non prettamente devozionali, in realtà, perché i sabbioneri non avevano una propria sede istituzionale e quindi sfruttavano la chiesa della Bragora per riunirsi e per fare le loro riunioni generali. È proprio in questo saccello che si incontrano quel giorno del 1515. Che cosa preoccupa i sabbioneri? A preoccupare i sabbioneri è la loro pala d'altare, tanto vecchia e in condizioni tali che il Sant'Andrea, che vi è dipinto, non si riconosce. Questa pala così rovinata scatena l'ironia dei parrocchiani che vanno in giro mormorando e prendendosi gioco dei sabbioneri e dicendo che quel Sant'Andrea assomiglia più a una donna, a una santa, piuttosto che al venerabile apostolo di Cristo. Tutte queste informazioni non me le sto inventando, sono scritte nei documenti. A essere messo in discussione è insomma il decoro del loro altare e perciò la dignità del santo e la dignità dell'arte stessa e anche della Chiesa, volendo. E ciò che decidono i sabbioneri quel giorno è che la pala, la vecchia pala, deve essere inevitabilmente sostituita. Tutte queste informazioni sono registrate nella Mariegola, in cui si decide di commissionare una nuova pala d'altare, aprendo alla tassazione di ciascun confratello per coprire le spese necessarie all'opera. Ora, bisogna dire una cosa importante, cioè che i sabbioneri non navigavano in buone acque, cioè sono proverbiali le loro difficoltà economiche. Al 1515, nella stessa parte che decide la commissione della pala, la loro arte è descritta come non solamente povera, ma tanto poverissima.
e qualche secolo dopo, alla caduta della Repubblica, nel 1797, il Gastaldo afferma ancora che la sua è la più misera e la più faticosa di tutte le arti, prive di rendite nonostante il duro lavoro in tutti i tempi dell'anno e particolarmente nelle stagioni invernali anche a rischio della vita. Queste condizioni dovevano affliggere la maggior parte dei confratelli anche allora e per questo motivo si elabora una tassazione ad hoc. Cioè, ad ogni proprietario di Burchio si chiede una somma calcolata sulla dimensione della propria barca, e cioè sulla portata, sulla capacità di carico di questa barca. Calibrare il contributo sulle dimensioni dei burchi significa in sostanza riferirsi al guadagno di ciascuno, cioè alla rendita, così che chi guadagna poco possa dare poco e viceversa. Ciò permette a tutti i confratelli, anche ai più poveri, di prendere parte ad un progetto artistico che appare nelle modalità di finanziamento, ma lo vedremo soprattutto nella scelta delle immagini, una grande azione collettiva e identitaria dell'arte. Eccola qui, la nuova pala d'altare, approvata nel 1515 e realizzata negli anni successivi, non lascerà mai la chiesa della Bragora. La potete trovare ancora in chiesa, non nella sua collocazione originaria, ma appesa alla parete della navata destra, proprio alla destra della porta che conduce, cioè che fa uscire, insomma, nel campiello del Piovan. Ecco, si tratta di un trittico, cioè di una pala d'altare composta da 3 pannelli. Il pannello centrale è occupato da Sant'Andrea, il patrono dell'arte, la figura più importante, e Sant'Andrea che è accompagnato nei pannelli laterali da San Gerolamo, alla vostra sinistra, e da San Martino che dona il mantello il povero alla vostra destra. Troviamo inoltre una predella con storie delle vite dei santi, quindi scene del martirio di Sant'Andrea al centro, San Gerolamo nel deserto e da un lato e San Martino che dona il mantello al povero dall'altro. Ora, chi è il pittore di questo trittico? Con il tempo se ne è persa la memoria e sono stati proposti tanti nomi errati, tra cui Vittore Carpaccio, immancabile. Poi, finalmente, nel 1871, 2 studiosi, Joseph Crowe e Giovanni Battista Cavalcaselle, attribuiscono il trittico al pittore Francesco Bissolo, su base stilistica, cioè sulla base di somiglianze con altre opere certe dello stesso pittore. Francesco Bissolo probabilmente non vi è molto noto, a me non era noto personalmente prima di questa ricerca, ed è effettivamente un pittore poco conosciuto. Non si hanno notizie certe sulle sue origini, nasce attorno agli anni 70 del 400, forse a Treviso, ma anche questo non è certo, ma ciò che è certo è che nel 1492 è già presente a Venezia perché lavora a Palazzo Ducale, al fianco di Giovanni Bellini, che ne influenzerà il modo di dipingere. Non è chiaro se faccia parte della sua bottega, probabilmente no. Sappiamo anche della sua famiglia, perché Francesco è figlio di Vittore e ha un fratello di nome Jacopo, un gioielliere che morirà nel corso di un viaggio d'affari a Damasco. Eccoci qua. Allora, Francesco cambia molte case, ma per diverso tempo risiede nella parrocchia di San Biagio. Nel corso delle mie ricerche, infatti, sono riuscito a ricostruire un po' la biografia di questo pittore e ho scoperto che Francesco aveva uno zio di nome Gerolamo, Ieronimo. Gerolamo era il pievano della chiesa di San Biagio, proprio negli anni in cui Francesco risiede a San Biagio, negli anni a cavallo tra il 4 e il 500. Ora, non solo Gerolamo accoglie Francesco nella sua parrocchia, ma lo ospita a casa sua, nella casa della Pieve, insieme al padre. Quindi dovete pensare ad un momento, circa 20 anni, tra il 1498 e il 1517, in cui tutti Bissolo, o meglio, ciò che rimaneva della famiglia Bissolo, Francesco, il fratello Jacopo, che alla fine del 400 non è ancora morto, il padre Vittore, lo zio Gerolamo,
abitavano tutti nella parrocchia di San Biagio. Ora, per chi ha un po' di dimestichezza con la zona di Castello, apparirà chiaro che la zona di cioè che la parrocchia di San Biagio è molto vicina a quella della Bragora. Affacciate entrambe sulle acque che dal bacino di San Marco scorrono verso il Lido, sono separate appena dall'insula di San Martino. E perciò Francesco abita molto vicino quando i Sabioneri devono decidere a chi affidare la commissione della nuova pala d'altare. Dovete sapere poi che, spulciando tra le carte d'archivio, ho scoperto che Gerolamo frequenta spesso la chiesa di San Giovanni in Bragora. Egli infatti è registrato in una serie di occasioni importanti, e dico importanti perché sono sempre occasioni che hanno a che fare con il denaro, con questioni economiche, e tra cui quella datata 9 febbraio 1515. Circa 2 mesi dopo, ora non vi sto a raccontare, è praticamente l'affidamento di una procura, l'elezione di un procuratore di chiesa, ma siamo nel febbraio del 1515, circa 2 mesi dopo, il 1° maggio 1515, i Sabioneri registrano nella loro mariegola la decisione di commissionare una nuova pala d'altare. Cosa ci suggerisce questa coincidenza? Che Gerolamo, che in quegli anni frequentava senza dubbio la Bragora, stringe amicizia, stringe contatti con i Sabioneri e, venendo a conoscenza della loro necessità di sostituire la vecchia pala d'altare, ma in realtà constatandolo di persona, la vede che è vecchia, vede che è rovinata, suggerisce e raccomanda il nome di suo nipote Francesco ai Sabioneri, che in quegli anni abitava a San Biagio, a pochi passi. Gerolamo si pone quindi come mediatore tra le parti, trova lavoro al nipote e allo stesso tempo torna utile ai Sabioneri, venendo a patti con loro, perché i Sabioneri non possono spendere molto denaro nella pala nuova. A partire dal 1515 Francesco Bissolo dipinge il trittico. Al centro Sant'Andrea, vestito di un rosa rosso che vale la firma di Bissolo. In contrasto con lo smeraldo dell'ampia sopravveste, si staglia monumentale su un generico paesaggio collinare, volgendo lo sguardo fulgido, seppur malinconico, anche questo tipico di Bissolo, allo spettatore. Egli stringe a sé la croce, l'abbraccia, quella croce che lo ricongiungerà al suo re, in un vero e proprio abbraccio, come raccontano le fonti agiografiche, tra cui la leggenda aurea citata prima di Jacopo da Varazze. Fate attenzione alla croce di Sant'Andrea, perché se diamo per assodato che la posizione dei pannelli sia sempre stata questa, la croce è l'elemento che guida la nostra visione. Cioè, seguitemi, i nostri occhi prima la percorrono in tutta la sua lunghezza, perché è effettivamente il pannello che attira la nostra attenzione. Si fermano poi all'incrocio dei due legni e da qui scivolano sul braccio corto, quello scorciato, passando dalla tavola centrale alla tavola laterale e capitolando esattamente sulla testa di San Martino. Ciò significa che il pittore guida la nostra attenzione, cioè vuole concentrare la nostra attenzione su San Martino, ovviamente a seguito della richiesta dei Sabioneri, che lo ritengono importante e funzionale alla trasmissione di un messaggio. Che ruolo gioca quindi San Martino all'interno dell'arte dei Sabioneri? Martino è da sempre un santo caro all'arte. Fin dal XIV secolo i Sabioneri hanno l'obbligo di partecipare alla sua festa. Era vietato lavorare per i Sabioneri il giorno di San Martino. E la stessa festa era fissata come termine per il pagamento della luminaria annuale, cioè della tassa che ogni Sabioner doveva pagare. Queste piccole tracce devozionali, così come la scelta di ritrarre il santo, suggeriscono di estendere nuovamente il campo di indagine e di rivolgerci a un'altra parrocchia, quella di San Martino. Qui aveva sede
la scuola piccola, la scuola devozionale dedicata a San Martino, nella chiesa di San Martino, che, proprio come l'arte dei Sabioneri, aveva una propria mariegola, ha una propria mariegola che si conserva ancora oggi alla biblioteca del Museo Correr. Nella mariegola abbiamo la fortuna di trovare una matricola, cioè una lista dei membri della scuola che si data fortunatamente proprio agli anni che ci interessano, cioè ai primi anni del Cinquecento. Sorprende notare che vi sono registrati un gran numero di sabioneri. Da un rapido spoglio si ricavano ben 15 nomi che per gli standard occupazionali dell'arte erano praticamente la totalità. Se vi ricordate, i sabioneri che si riuniscono alla Bragora sono 16. E di questi, 12 si dichiarano abitanti della parrocchia di San Martino. Interessante, inoltre, è la presenza delle donne, perché nella scuola di devozione di San Martino erano ammesse anche le donne. 12 nomi femminili si aggiungono ai precedenti, a comprendere le mogli e le figlie dei sabioneri, per un totale di ben 27 persone legate all'arte. Ecco, qui vi ho ricostruito quello che secondo me è un intero nucleo familiare, perché vediamo registrato il padre, Ser Marco Sabloner, con la moglie Andriuola, Mujer de Ser Marco Sabloner, e sotto quelle che dovevano essere le due figlie, cioè Gerita de Ser Marco Sabloner, Margherita, e Meneghina, la domenichina di Ser Marco Sabloner. Quindi, agli inizi del XVI secolo, la stragrande maggioranza dei sabioneri abitava a San Martino, il che spiega la grande devozione nei confronti di questo santo. Però, secondo me, non è tutto. San Martino presenta delle affinità con l'arte, o meglio, la figura, la storia, l'istoria di San Martino è funzionale a raccontare la natura e le istanze dell'arte dei sabioneri. Immagino conosciate tutti la storia di San Martino, o meglio, l'episodio che ci riguarda più da vicino. Martino è un ragazzo di appena 15 anni che al corpo acerbo oppone la saviezza dello spirito e che un giorno, a malincuore, è costretto a partire per unirsi all'esercito romano. E durante il viaggio arriva in Francia, alle porte di Amiens, e incontra un povero mendicante, ignorato da tutti. Riconoscendo nel mendicante un pegno richiesto alla sua fede, non esita a dividere con la propria spada la clamide, il mantello che indossa, e farne dono di una metà al povero. Quella notte gli apparirà Cristo, vestito dello stesso brandello di manto con cui aveva coperto il povero, lodando le gesta di Martino a tutta la schiera degli angeli e avviandolo alla carriera di Miles Christianus. Al principio del XVI secolo molti artisti si cimentano in questa storia. Il modello iconografico più diffuso in area veneta è quello che vedete, consacrato da Vittore Carpaccio e ripreso tra gli altri da Cima da Conegliano. E questo modello caratterizza in modo evidente il povero, cioè il povero rappresentato è effettivamente un povero, è un mendicante, perché ha la barba e i capelli lunghi e arruffati, il corpo nudo, bruciato dal sole, coperto da un mantello più grande del necessario, e si noterà poi su questo mantello che il taglio della stoffa sta per avvenire o non si è ancora proprio fatto, e ciò obbliga il povero in un atteggiamento di profilo, ma proprio di sottomissione nei confronti del santo, avviluppato com'è nel suo mantello. Certamente dinamico e moderno, ma non proprio dignitoso per il povero. Il povero di Francesco Bissolo, lo vedete all'estrema sinistra, si discosta da questo modello e gli mostra una misurata posa frontale che gli permette di evocare formule classiche, volendo, come il contrapposto, il manto rosso che Martino ha già provveduto a dividere, attenzione, non nasconde le carni, ma le valorizza, posato com'è su un'unica spalla,
è abbinato ad un drappo candido e panneggiato avvolto in vita. Il volto è imberbe e pulito, i capelli sono acconciati in riccioli leggeri e ordinati, e insomma l'aspetto è giovane ed efebico, ignaro delle brutture che la sua condizione comporta. Bissolo, in effetti, non ci mostra un povero, o meglio, non mette in scena il momento dell'elemosina del mantello da parte di San Martino al povero. Siamo più in là nella storia, stiamo già assistendo alla rivelazione della natura divina del povero. Questo povero è già il Cristo rivelato. Per chiarirlo, Bissolo cita iconografie non del povero, ma del Cristo Redentore, del Cristo risorto o del Cristo battezzato. A riprova potrei, l'ho fatto, portarvi molti esempi belliniani, ma il riferimento più puntuale è proprio in casa. Mi riferisco al Cristo risorto di Elvise Vivarini, la pala realizzata pochi anni prima per il nuovo altare del Santissimo Sacramento in San Giovanni in Bragora, che tra parentesi oggi non esiste più, era un altare portatile, ma era molto vicino alla Cappella dei Sabioneri, e il povero di Bissolo era quasi un pandan visivo con questa pala del Redentore. Pertanto, l'identificazione in Cristo nobilita il povero, rivaluta la sua condizione. Ma il povero, a questo punto, è anche il ritratto del Sabioner. L'essenzialità delle forme del Bissolo esprime a un tempo l'umiltà del mestiere e la sua dignità. Il senso è duplice. Spoglio significa austero, semplice significa puro, povero significa Cristo. Per concludere, il Trittico dei Sabioneri alla Bragora è il frutto di una scelta collettiva che racconta l'identità, la devozione e il ruolo sociale di un'intera comunità. Attraverso le immagini i Sabioneri riconoscevano anzitutto a se stessi il valore della propria condizione umile ma necessaria, e poi, aggiungerei, rispondevano e si riscattavano dalla malignità che circolavano sul loro conto, affidando all'altare di Sant'Andrea in San Giovanni in Bragora la dichiarazione visiva della loro storia, della loro fede e del loro ruolo nella città di Venezia. Vi ringrazio. Eccoci giunti alla chiusura di questo corso di storia dell'arte dell'Ateneo Veneto dedicato al tema della committenza artistica delle corporazioni. Dopo una lezione introduttiva dedicata alla presentazione del tema di ricerca, l'arte per le arti del Centro Studi Rive, Centro Studi, lo ricordiamo, che si occupa di cultura figurativa del Rinascimento veneziano, un centro studi che afferisce al Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dell'Università Ca' Foscari. Ebbene, la seconda lezione ci ha permesso di toccare con mano alcuni casi studio di particolare rilevanza per il nostro discorso. Abbiamo indagato il ruolo dell'arte dei merciai e quello dei tintori e grazie alle ricerche di Manola Zanchettin abbiamo portato alla luce importanti novità sulla scuola dei pittori di Venezia. Con Sara Olivieri invece abbiamo intrapreso un viaggio attraverso le carte. Sara, che è un'archivista di professione, ci ha infatti mostrato quali sono le fonti primarie da interrogare se si vuole fare ricerca su questo tema e ci ha raccontato alcune storie davvero molto affascinanti. L'ultimo incontro, a cura di Amos Mettifogo e Riccardo Tonin, ci ha invece consentito di scoprire due mestieri affascinanti e poco studiati, a cui corrispondono altrettante corporazioni che hanno prodotto alcune opere d'arte di grande importanza. Mi riferisco ai Sabioneri, che avevano la loro sede a San Giovanni in Bragora, e alla Compagnia dei Corrieri, cioè gli antichi postini della Serenissima, che stavano invece a San Giovanni Elemosinario. Permettetemi allora in chiusura di ringraziare ancora l'Ateneo Veneto e gli amici dei musei per questa bella opportunità
le colleghe Michela Agazzi e Martina Frank, che ci hanno invitato e lasciato carta bianca nell'organizzazione di questo corso, ma soprattutto permettetemi di ringraziare i giovani studiosi del Centro Studi Rive, che con amore e passione si dedicano alla ricerca, sperando di poterne fare il proprio lavoro, sperando quindi nel futuro. In questo momento storico è davvero difficile parlare di futuro. Ciò che sembrava conquistato per sempre è negato e maltrattato. Valori assoluti come la pace, la democrazia e il diritto internazionale sono brutalmente erosi dalla realtà con cui ci confrontiamo tutti i giorni. Allora vorrei chiudere questo ciclo di lezioni facendo appello all'importanza dell'articolo 33 della nostra Costituzione, che garantisce la libertà dell'arte e della scienza. Libere dovrebbero perciò essere le università, luoghi di arte e di scienza. Le università dovrebbero tornare ad essere luoghi di sapere in cui si formano i cittadini di domani, liberi per l'appunto, senza alcuna forma di controllo e di ingerenza da parte di qualsivoglia forma di potere, che sia economico o politico. Noi del Centro Studi Rive desideriamo schierarci apertamente con la libera università. Solo così potremo continuare a fare cultura, a imparare dal passato, a vivere immaginando un futuro capace di proteggere quel che oggi sembra di nuovo in pericolo. Grazie.